Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per la 39esima giornata di Serie B-Win al Tombolato di Cittadella, i veneti ospitano il Bari in una gara che serve ad entrambe le squadre per non venire risucchiate nella zona play-out. Emergenza difesa per Foscarini, assenze nella Cittadella di De Vito, Gasparetto e Martinelli. Nella Bari Torrente propone invece Garofalo al posto di Rivaldo, arbitra Mariani di Aprilia. E parte subito bene la formazione ospite. Azione di Stojan sulla sinistra del rumeno che appoggia in mezzo per il tiro di Garofalo in velocità. Palla sull'esterno della rete della porta del Cittadella. Bari che parte convinto e ancora Stojan che recupera il pallone, prova l'1 contro 1, va al tiro di sinistro, respinta di Cordaz, conclusione ancora respinta e alla fine ancora il Bari che ci prova per la terza volta con Scavone che manda a lato. Ottima la partenza della squadra di Torrente, è Forestieri che controlla il pallone, gran destro la palla che però il diagonale termina a lato, non di molto. Si vede finalmente il Cittadella, assist per la conclusione di Di Roberto, il suo sinistro termina abbondantemente a lato. Inizia a piovere nel frattempo, pallone in aria, c'è questo contatto tra Garofalo su Di Roberto. Per l'arbitro non ci sono dubbi, si tratta di calcio di rigore. Lo stesso Di Roberto spiazza il portiere con un sinistro vincente per Nunzio Di Roberto. Gol al 27esimo del vantaggio del Cittadella. Nona segnatura stagionale per il giocatore della formazione veneta. E sugli sviluppi di questo calcio di rigore, espulsione per proteste di Vincenzo Torrente che dice qualcosa di troppo all'arbitro che lo allontana. Reazione della Bari, la conclusione, azione personale da parte di Forestieri che poi scivola al momento di andare alla conclusione. Rivediamo, bella la sua azione, poi scivola il suo sinistro e debole, intercettato dal portiere del Cittadella. Finisce così il primo tempo in avvio di ripresa. Il Bari gioca la carta Castiglio al posto di Garofalo. Si riparte quindi con questa novità. Bari in attacco, lancio di Forestieri per Stojan e scontro con il portiere del Cittadella Cordaz. Rimangono a terra entrambi i due che poi si rialzano senza problemi. L'arbitro decide per l'ammonizione di Stojan che appare perplesso. Azione personale di Forestieri, ancora al limite la conclusione, il destro a girare. Para comunque tranquillo ancora una volta il portiere del Cittadella Cordaz. Contropiede della formazione veneta, il pallone, lancio per Bellazzini, la chiusura e la parata a terra da parte di Lamanna. Angolo per il Bari, battuto e colpo di testa di Dos Santos, palla alta sopra la traversa della porta della formazione del Cittadella. Ancora un colpo di testa, questa volta di Castiglio, blocca a terra senza problemi Cordaz. Ancora il Bari che tenta il tutto per tutto, lo vediamo ancora in azione con Castiglio in uscita, salta di testa il portiere Cordaz, poi Castiglio appoggia all'indietro, in qualche modo la difesa della Cittadella riesce a salvarsi. In tutti i modi insiste Kutuzov, Scavone, conclusione dal limite, a terra nuovamente Cordaz che non si fa superare neppure in questa occasione. E quando poi il Cittadella va anche in contropiede, il lancio per Giobba che scatta sulla sinistra, il pallone controllato, cross in mezzo, Bellazzini liberissimo, colpo di testa da facile posizione nell'area piccola, fuori misura, incredibile l'errore di Bellazzini che poteva firmare il raddoppio, lo rivediamo ancora meglio, liberissimo di testa, manda a lato e poi per poco la Manna non combina un pasticciaccio, riesce comunque a recuperare. Finisce così la gara, il Cittadella batte per 1-0 il Bari e lo supera in classifica.